e grazie a Paolo Pizzolato, che è esponente, come sapete, del grande Nord. Buonasera, direttore. Buonasera. Allora, Paolo Pizzolato, forse un errore, diciamo, della nuova politica è quella di fissare delle scadenze, no? L'autonomia entro i risparmi, diciamo, l'erogazione ai risparmiatori truffati entro 10 giorni, 20 giorni, oppure la TAV, oppure la legittima difesa, no? La legittima difesa, anche quella è ferma e no, non le pare che sia controproducente, a prescindere da chi sia il politico, cioè fare delle promesse e poi non riuscire a mantenerle, no? Tanto vorrebbe dire quando riusciremo ad ottenere questi risultati ve lo faremo sapere poco prima, ecco. Noi abbiamo fatto degli errori di fondo, soprattutto anche economicamente, guardando gli anni addietro, che non sono da imputare né a questo governo né a quelli passati, ma completamente una strategia politica del nostro Paese che è stata completamente sbagliata. Parto abbastanza distante, direttore, le chiedo scusa per questa cosa, poi risponderò alla sua domanda. Sì. L'errore madornale che è stato fatto è stato quello di permettere anni e anni fa, chiunque ci fosse stato al governo, alle nostre aziende di migrare all'estero e di delocalizzare completamente tutto quello che è stata la produzione. Io che provengo dalla Riviera del Brenta avevamo centinaia di ditte che potevano offrire occupazione, soprattutto in questo periodo, a tanti giovani ragazzi nel settore calzaturiero, e sono andati a finire tutti in Russia, Cecoslovacchia, Romania, eccetera, eccetera. Ne sono rimasti una decina, per fortuna anche di grandi firme, che per fortuna mantengono un po' quello che è l'asse territoriale di quello che era una cosa storica nel nostro paese, nel nostro territorio. È stato uno sbaglio enorme perché abbiamo portato via una montagna di risorse e di possibilità di assunzioni di tanti giovani e di tanta gente specializzata, dove siamo andati a pagare qualcosa meno gli operai esternamente e dove reimportiamo il prodotto facendolo pagare come se fosse stato prodotto in Italia. Un'altra strategia completamente errata è stata quella di permettere che l'Europa desse una sberla. Io che provengo dal mondo della gestione che c'è stata per circa 4-5 anni di Veneto Agricoltura, la sberla che hanno avuto i nostri produttori agricoli, dove eravamo i migliori in assoluto, soprattutto rispettosi delle risorse di quelle che erano le leggi europee, e dove l'Europa ha dato una sberla a tutto quello che era la qualificazione e la qualità che avevamo qui in Italia. Basta vedere adesso cosa sta succedendo in Sardegna con il latte di capra, diciamo, è stata una cosa impensabile. Tutto questo perché, e cerco di collegarmi alla sua domanda, non è mai stata fatta strategicamente all'interno del nostro Paese non delle scadenze alle qualità delle risposte, ma una vera e propria strategia che permettesse che non se ne andasse la qualità che avevamo all'interno di questo Paese. L'unica cosa che attualmente è rimasta in Italia a livello di qualità è il turismo, è l'ultima e l'unica risorsa che ci è rimasta, perché a livello di produttività non abbiamo più nulla. Dare le scadenze, giustamente come dice lei, è una cosa che è sbagliatissima, perché gradualmente si sarebbe potuto pensare di immaginare progressivamente cosa poter fare per questo Paese. Parliamo dell'autonomia, non è solamente il Veneto che parla di autonomia, sono tante altre regioni. L'autonomia secondo me sarà una cosa dove bisognerà scendere a patti con la TAV, dove qualcuno molerà un ponte da una parte, qualcuno molerà un ponte dall'altro, verranno date un po' di bricioli di autonomia al Veneto, alle regioni che le hanno domandate, e sicuramente qualcosa della TAV si potrebbe fare. Ricordo poi che da parte dell'Europa alla TAV verranno concessi 300 milioni che sono, le chiedo umilmente scusa del termine per chi non volesse crederci, quisquilie rispetto a quello che è sinceramente il progetto della TAV, anche perché bisognerebbe adesso vedere o sapere cosa è stato speso fino adesso dei lavori che sono iniziati, anche per quello bisogna stare ben attenti. Altri errori madornali che abbiamo compiuto, come dice lei giustamente, noi abbiamo dato delle scadenze, è stato quando anni fa abbiamo deciso di spendere i famosi 500 euro mensili da dare a coloro che erano migrati o immigrati nel nostro paese, per cercare di fare in maniera di avere il ricongiungimento in Italia delle famiglie. Io oggi, 1° marzo, ho pagato all'interno della mia banca, parlo economicamente parlando perché essendo dipendente di un istituto bancario, così come tutta la mia famiglia, tocchiamo con mano ogni giorno quello che è la gravità della situazione finanziaria del paese e anche delle famiglie. Ho pagato le pensioni. Abbiamo pagato pensioni di 1.800 euro, abbiamo pagato pensioni di 2.200, abbiamo pagato anche pensioni di 580 euro. Abbiamo pagato pensioni di 600 euro, dove tutte oggi, eccetto una, abbiamo 6.000 conti correnti, sono state ritoccate dai 5, 7, 15 euro in meno.
Allora andiamo a dare un reddito di cittadinanza di 780 euro alle persone, che potrebbe essere utile per rilanciare l'autonomia. Renzi ha detto che gli 80 euro che aveva dato servivano per rilanciare l'autonomia. Sinceramente abbiamo visto un'economia a ribasso totalmente in questi ultimi anni. Non avete un'idea nelle banche cosa sta succedendo, poi danno le colpe alle banche. Dovreste vedere le sofferenze che aumentano ogni anno, cosa vuol dire avere quel tipo di percentuale lì. Non riesco a capire come si faccia a non pensare prima a quei poveri pensionati che oggi hanno percepito 580 euro e che hanno iniziato a spegnere il riscaldamento a marzo anziché ad aprile e maggio, che hanno iniziato a non recarsi più all'interno delle farmacie per curarsi perché non ce la fanno più e che pagano ratealmente, chiedendo piccoli prestiti all'interno delle banche, 500.000 euro, la legna da portare a casa o quello che è il metano che consumano, cercando di fare in maniera di poter far sì che la bolletta venga un po' frazionata. Queste scadenze, l'autonomia deve essere fatta dentro quella data lì e questo deve essere fatto dentro quella data lì, lei ha perfettamente ragione. Io che cerco di seguire l'autonomia, essendo che parte di un partito indipendentista, che vedi che non va a buon fine, vedi che non riesci ancora a toccarla, che non c'è ancora quella cosa seria che ti fa mettere in moto, sinceramente dopo la prima volta che non va bene, la seconda volta non va bene, la terza volta non va bene, la quarta volta cominci anche a pensare che sia una cosa che va per le lunghe e che possa anche un giorno eventualmente non andare in porto, per cui dici perché sto lottando per questa cosa qui. Quali sono le problematiche che ci sono? Non ci sono problematiche, il problema è che siamo un paese purtroppo abbastanza bizzarro che ha sempre la tendenza a Roma di fare liti dove purtroppo bisogna fare sempre degli scambi. Guardate che non è colpa di quello dell'altro governo, è colpa della nostra mentalità molto individualista e retrograda a livello di paese, dove non riusciamo a portare a casa quello che possiamo anche dall'Europa. Allora, Paolo Pizzolatto, come lo vede questo territorio contaminato non da ieri, da 20 anni a questa parte? In questo caso dalla camorra. Mai avrei creduto che in Veneto potessero capitare cose del genere, dico la verità, per carità, ho un'esperienza politica più che ventennale, però sinceramente non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Cioè tu sei rivolto ai casalesi e non alle forze dell'ordine. Io ricordo quando guardavo anche i telegiornali di tanti anni fa, la mafia era una cosa che sentivi e che vedevi sempre e soprattutto al sud. Mai ci sarebbe pensato che un qualcosa del genere potesse toccare quello che è non solamente il nord, ma quello che è il nostro Veneto, gente che sta, la locomotiva del nord-est, gente che sta conducendo per mano quello che è l'economia italiana, ma è logico che la mafia dove trova i punti deboli, e i punti deboli sono quelli derivanti dalle amministrazioni statali che ci sono stati fino adesso, cerca di fare in maniera di andare a colpire dove ci sono soldi, e nel Veneto ci sono soldi, nel Veneto ci sono industrie, nel Veneto c'è soprattutto un sacco di una cosa che altre regioni non hanno, c'è un sacco di risparmio. C'è un sacco di risparmio da parte degli imprenditori singoli, un po' associali certe volte perché non legano fra di loro, ed è proprio anche per quello, perché non facendo gruppo loro sono in grado di poter colpire e infiltrarsi in qualsiasi momento. È logico che col passare degli anni lo spostamento, così come c'è stata l'immigrazione che si è spostata verso il nostro paese, c'è stato anche lo spostamento da sud a nord di quello che purtroppo erano le problematiche. Noi certe volte con molto sorriso, sorridendo, guardavamo effettivamente solamente a sud. Sa cosa? Comincia a essere una cosa abbastanza delirante il fatto di non sapere a livello regionale come potersi difendere da queste cose, perché in tutta onestà, mentre nel sud eravamo radicati da 100 anni di mafia o da cose che risalivano anche all'epoca dei Borboni, in questo momento ci sentiamo colpiti completamente in faccia da queste cose, e penso che la reazione sia completamente diversa proprio perché non siamo ancora mentalmente preparati a cercare di controbattere queste cose qui. Logico che anche prima, come stavamo dicendo, con un po' di autonomia e indipendenza in più effettivamente ci sarebbe la possibilità di poter combattere, perché queste persone si troverebbero di fronte a un muro completamente diverso rispetto a quello che è lo Stato in questo momento, che è molto debole nel combattere queste persone, queste cose. Penso però che bisognerebbe anche a livello regionale iniziare a mettere in moto alcune pratiche molto pesanti per cercare di capire effettivamente dove stanno attingendo e quali possano essere le risorse debolissime all'interno della nostra regione, perché è inutile combattere per un'autonomia e un'indipendenza che poi ci troviamo queste cose dentro casa nostra.